vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nel nostro menu principale pre-sessione, pronti ad affrontare una nuova ed avventurosa gara, ovvero quest'oggi ambientata a Shanghai, in Cina, dove il nostro Van Helgen in compagnia di Pastor Maldonado, ovviamente appartenente alla casa Williams, cercheranno di destreggiarsi e magari guadagnare qualche altro punto per il nostro campionato piloti. Allora, prima di iniziare la nostra gara, vedremo un po' di dare un'occhiata ai particolari punti di forza e i punti deboli di questa pista, in modo tale da affrontarla al meglio, andando a dare un'occhiata alle info del circuito. Benissimo, diamo un'occhiatina. Siamo in Cina, ecco il giro del circuito di Shanghai. Siamo all'ultima curva. Non toccare i cordoli e accelera subito sul rettilineo usando DRS e usando tutto il KERS a disposizione prima di un nuovo giro. Ora stai raggiungendo la difficile curva 1. Se entri troppo velocemente perdi carico aerodinamico e velocità durante la percorrenza della curva. Cerca di stare al centro del tracciato e alla curva 2 stringi e tocca le corde delle curve. La pista nel corso della curva 3 si inclina in discesa. Evita a tutti i costi di bloccare le ruote anteriori. Ora il circuito risale lungo le curve 5 e 6 e questa sezione offre grandi opportunità di sorpasso in gara. Scala in seconda marcia, stringi all'interno della curva e fai attenzione al sovrasterzo in uscita, che potrebbe rallentarti e danneggiare gli pneumatici. Puoi affrontare la curva 7 a velocità piena, stringi a sinistra e concentrati in vista della prossima curva a destra che si stringe in uscita. Mantieni la vettura sul lato destro del tracciato per accedere alle curve 9 e 10. Questa è una fantastica curva doppia a sinistra, ma cerca di non salire troppo sul cordolo in uscita, potresti finire in testacoda, soprattutto in gara quando le gomme posteriori sono usurate. Ora ti aspettano le curve 11 e 12, strette e a sinistra. Nella curva 12 è particolarmente difficile modulare l'acceleratore. È il contrario della curva 1, in cui puoi accelerare in percorrenza di curva e sfruttare il carico aerodinamico in uscita. Nel rettilineo verso la curva 14 puoi usare il DRS e durante la gara puoi provare a sorpassare i tuoi più immediati avversari. Non è facile difendersi in questa sezione. Scendi in prima e affronta una delle curve più strette del circuito. Tocca la corda della curva a circa 80 km/h e mentre procedi verso la curva finale non salire troppo sul cordolo a sinistra, è molto spigoloso. Accelera al massimo e procedi verso il traguardo. Bene ragazzi, abbiamo avuto una sorta di descrizione del nostro circuito, Shanghai International Circuit, e in pratica abbiamo 14 giri da affrontare, come avete ben potuto vedere, però adesso andremo a dare un'occhiata dai nostri box, ovvero dai box Williams, direttamente a Shanghai, soprattutto per dare un'occhiata alla strategia di gara che utilizzeremo, all'assetto e soprattutto alla nostra posizione guadagnata in qualifica. State a vedere. Allora, dirigiamoci immediatamente a Shanghai. Eccoci al nostro box Williams ragazzi, come potete ben vedere il nostro caro Maldonado alla nostra destra è pronto a scendere direttamente in pista all'8ª posizione, come dice il nostro caro Palmare. Allora, in pratica siamo riusciti a guadagnare la 12ª posizione con la nostra cara Williams, che non è male, perché in pratica con queste gare che si stanno facendo praticamente avanti stiamo migliorando gara dopo gara, cioè nella gara d'Australia mi ricordo che siamo riusciti a partire al 18º posto, nella gara invece della Malesia 15º posto, quest'oggi un 12º posto che può essere ovviamente migliorato in gara. Abbiamo circa 76 km da percorrere e soprattutto con un assetto davvero intuitivo che sono riuscito a sviluppare nelle prove libere che sono state davvero molto lunghe. Allora, abbiamo impostato un angolo della lettone anteriore e posteriore sul valore numero 1, in gara adesso controlleremo il perché. Per quanto riguarda la frenata è stato tutto bilanciato regolarmente, ovvero abbiamo un bilanciamento dei freni neutrale, mentre una pressione davvero molto elevata, soprattutto per affrontare le curve a una velocità molto elevata e quindi frenare con più decisione. Il nostro bilanciamento barra antirollio anteriore e posteriore sono stati settati in modo tale da avere molta più aderenza in curva. Per quanto riguarda le sospensioni sono molto basse, ovvero abbiamo, l'autovettura è davvero molto bassa, e per quanto riguarda la rigidità delle nostre molle sono molto rigide, quindi dobbiamo stare molto attenti per quanto riguarda a passare sopra i cordoli, perché possiamo perdere davvero in maniera molto notevole l'aderenza. Visto che la gara dispone di numerosi rettilinei,
e il cambio è stato impostato in maniera crescente in modo tale da raggiungere la massima velocità di circa 350 km/h nell'ultimo rettilineo, in modo tale da sfruttare tutto il nostro motore. Allora, il motore, come potete ben vedere, ha perso circa il 2% della sua potenza iniziale con l'andamento regolare delle gare. Ovviamente il motore viene usurato, però abbiamo abbastanza potenza per riuscire a ottenere un'ottima prestazione. Potete dare un'occhiata anche alla campanatura anteriore e posteriore e l'angolo, ovviamente, e soprattutto impostato in queste condizioni per evitare di perdere stabilità e controllo il rettilineo, visto che una possibilità di sorpasso molto importante è nell'ultimo rettilineo. Allora, per quanto riguarda la nostra strategia di gara, ci sono 14 giri. Dimenticavo il tempo, la meteorologia. Per quanto riguarda questa gara, ragazzi, ci saranno delle probabilità di pioggia relative a zero, però non si sa mai, quindi stiamo molto attenti. Visto che iniziamo con le gomme morbide, io direi di fermarci al sesto giro mettendo pneumatici duri, visto che abbiamo anche la possibilità di resistere, e credo che se dovesse piovere, pioverà oltre i 6 giri, quindi è meglio fermarci al sesto giro in modo tale da ottenere un po' più di aderenza con i nostri pneumatici duri. Allora, vediamo un po', la strategia carburante, specializziamoci sempre sulla nostra strategia prudente, lasciamo perdere per adesso quella aggressiva e standard. Conserviamo sempre questa nostra strategia che per adesso è stata molto buona con noi, quindi sesto giro una bella sosta. Vediamo un po' adesso di lanciarci direttamente nella nostra posizione di partenza, che sarà quella della 12ª posizione. Vediamo innanzitutto il nostro Maldonado, quello che combinerà in questa gara, ragazzi. Si pronosticano ottimi punti per questa gara. Dobbiamo guadagnare notevoli punti soprattutto per la nostra prestazione nel campionato piloti e soprattutto per il campionato costruttori. Vediamo intanto chi è primo in pole. Vediamo un po' ritroviamo Vettel, in seguito Lewis Hamilton, ragazzi, ancora dietro Mark Webber, le due Red Bull quindi all'interno delle prime posizioni di partenza. Eccoci, ragazzi, all'interno della nostra postazione di partenza, il nostro Jenson Button alla nostra sinistra, mentre Ricciardo davanti a noi. Iniziamo a far scaldare il nostro motore Renault ed ecco che le autovetture lasciano la loro posizione di partenza. Raikkonen, Maldonado, Ricciardo viene immediatamente bruciato dalla Williams. Felipe Massa davanti a noi all'entrata della prima curva. Vediamo un po' di dosare l'acceleratore a dovere, non dobbiamo essere molto ma molto irruenti, stiamo molto ma molto attenti. Michael Schumacher davanti a noi, Kobayashi ricopre la sesta posizione, il serpentone continua ad evolversi. Fernando Alonso alla quarta posizione ed ecco che la Williams con un'abile mossa riesce a guadagnare la sesta posizione, si prende la scia di Kobayashi. Attenzione, Fernando Alonso davanti a noi non ci fa passare, vediamo un po', ecco che si entra direttamente in frenata, si riesce a superare Fernando Alonso. Ottima partenza della casa inglese. Lewis Hamilton davanti a lui, dietro di noi ritroviamo Kobayashi, il pilota giapponese. Vediamo un po' che riusciamo a fare all'interno della terza curva, dove l'aderenza è molto ma molto importante, cerchiamo di non perdere secondi. Molto ma molto bene questa partenza della Williams, davvero la casa inglese quest'oggi ci sta trionfando sopra le altre, mamma mia. Decima posizione, come potete ben notare, l'obiettivo principale. Abbiamo recuperato un altro po' di energia cinetica, ma a quanto pare è stata bruciata tutta la partenza, come avete ben potuto sentire, ragazzi. Oh, maledizione, ho perso un attimo il controllo dei freni. Questa è una curva molto ma molto complicata, è il contrario della curva numero 1, ovvero all'inizio non abbiamo la possibilità di accelerare, ma invece in uscita sì. Benissimo, eccoci direttamente al primo giro, primo rettilineo della gara. Fernando Alonso, Lewis Hamilton davanti a noi. Vediamo quello che riusciamo a combinare all'entrata della penultima curva prima del completamento del primo giro. Vediamo un po'. Benissimo, affrontiamo direttamente questa penultima curva con tutta la potenza che disponiamo nei freni per evitare di uscire fuori pista e quindi ritrovarci in testa coda. Lewis Hamilton si ritrova in terza posizione. Vediamo un po' innanzitutto se il meteo rimane così oppure se inizia a piovere. Mamma mia, Fernando Alonso continua la Ferrari di dietro ad annusare il nostro alettone posteriore, cerca di intuire la nostra prossima mossa. Dirigiamoci immediatamente verso il primo curvone, ovvero quello che ci ha dato qualche problema in qualifica, ragazzi, e per colpa di questa maledetta curva non sono riuscito a ottenere risultati davvero risultati eccellenti, però a quanto pare questa volta me la sono cavata bene, possiamo essere soddisfatti. Ok, cerchiamo ancora di mantenere la nostra tattica carburante ancora sulla miscela 1 fino al completamento del giro numero 2, la terrò, e in seguito ci baseremo sulla miscela normale. Intanto ritroviamo il nostro Van Helgen che ottiene il miglior giro nel primo settore, meno 3,791, ottimo giro. Vediamo un po' di migliorare soprattutto in questa dannata curva dove l'aderenza è fondamentale. Sporchiamo un pochino il pneumatico anteriore sinistro, ragazzi, adesso si entra nuovamente
nuovamente in curva per recuperare questi dannatissimi centesimi di secondo persi. Vediamo un po', ancora Fernando Alonso cerca di superarci, ragazzi, il ferrarista di dietro non si dà pace che l'abbiamo appunto superato. Diamo un po' di energia cinetica al nostro motore, vediamo di farlo muovere in maniera un po' più spinta, e anche nel secondo settore la Williams riesce a ottenere il miglior giro, davvero una prestazione fantastica. Attenzione in queste ultime curve, stavo perdendo un po' di aderenza, dobbiamo stare molto attenti in questo circuito, ragazzi, perché è un circuito dove le gomme sono molto soggette all'usura. Attenzione, Fernando Alonso ancora dietro di noi, tenta il sorpasso in questo ultimo rettilineo dove è molto ma molto complicato riuscire a superare, e soprattutto molto complicato riuscire a difendersi. Stiamo attenti in questa dannatissima curva, i freni devono essere utilizzati nella maniera regolare, infatti sono stati impostati in maniera neutrale in modo tale da utilizzare la potenza frenante in maniera uguale sia sull'anteriore che sul posteriore. Attenzione queste ultime curve, l'alettone, come abbiamo visto, è stato posizionato davvero molto basso, perché avete visto che ci sono notevoli curve che hanno bisogno, e notevoli rettilini che hanno bisogno di una velocità di punta molto ma molto elevata. Ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a un secondo. Avete appena sentito, ragazzi, è possibile l'utilizzo del DRS adesso nelle zone dove ovviamente è consentito. Si sta parlando appunto dell'ultimo rettilineo all'interno del terzo settore, e lì la velocità di punta tocca circa 350 km/h, quindi l'autovettura ha bisogno di un controllo e quindi di una stabilità davvero unica per non finire appunto fuori pista, cosa che mi è capitata molto nelle prove libere. E questo gameplay di Formula 1, ragazzi, è arrivato un po' dopo i precedenti, infatti circa 10 giorni da quello della Malesia, però volevo proprio studiare il circuito nella maniera migliore proprio per ottenere almeno qualche punto in più. Vediamo innanzitutto di lavorare per benino queste ultime chicane. Ottimo, adesso abbiamo lo spazio direttamente per il curvone che ci porterà direttamente al rettilineo dove il nostro DRS potrà essere utilizzato. Nel secondo settore questa volta non abbiamo ottenuto, ti insegue a un secondo di distanza, spingi al massimo, non farti raggiungere. non abbiamo ottenuto la possibilità di ottenere il miglior giro, però a quanto pare il nostro caro Fernando Alonso è a un secondo da noi, probabilmente attiverà il DRS, adesso ci supererà, ragazzi. Stiamo molto attenti, non abbiamo molta energia cinetica, la nostra miscela del carburante è elevata. Attenzione, il ferrarista lo ritroviamo di dietro, la Ferrari, il cavallino impennato, cerca di superarci all'interno, all'esterno, un po' indeciso, non riesce a prendere una decisione. A quanto pare la prendiamo noi, quella di rimanere all'interno della nostra quarta posizione. Abbiamo un po' consumato l'energia cinetica nelle prime fasi della gara, però ci è stata fondamentale per guadagnare questa posizione. Ancora non si accenna ancora nessuna pioggerellina, ragazzi, infatti potete notare che il clima è molto strano. Si stanno preparando per un pit stop, crediamo sia per Alonso. A quanto pare la Ferrari sta preparando i loro meccanici per un pit stop. Affrontiamo, aspettate, ragazzi, questa dannata curva che è molto complicata, perdonatemi, ma è una delle curve più pericolose dopo quella della Malesia, ovvero la penultima curva. Affrontiamola in maniera soprattutto regolare. Vi dicevo, vedete un po' il tempo che non è dei migliori, ovvero c'è questa leggera foschia, e proprio perché appunto le probabilità di pioggia sono a zero, ma io proprio non ci credo. Quindi per me, guardate, ragazzi, a fine gara pioverà. Comunque speriamo di no, perché le gomme morbide hanno meno aderenza di quelle dure nel momento in cui piove, quindi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Allora, se continua così, ragazzi, andremo proprio alla grande. Abbiamo appena sentito che la Ferrari sta per effettuare un bel pit stop, a quanto pare Alonso probabilmente avrà avuto qualche problema, Alonso, soprattutto in partenza, perché è molto strano che già al quarto giro si vada a fermare. Comunque io direi, ragazzi, di conservare un bel po' di KERS, soprattutto in questa parte finale del rettilineo. Spingi al massimo, non farti raggiungere. Ed ecco che il nostro ingegnere continua a ripetere che il nostro caro Fernando Alonso riesce a recuperare sempre un po' di vantaggio su di noi all'interno di questo ultimo terzo settore. Probabilmente ci sarà qualche curva che non sono in grado di fare, ed ecco che attiviamo direttamente il nostro KERS, perché Fernando Alonso continua a cercare il sorpasso e noi ci spostiamo un pochino all'esterno in modo tale da costringerlo a passare all'interno, ma a quanto pare no, attenzione, ci dirigiamo direttamente all'entrata della penultima curva, dove l'ho affrontata un po' male, ragazzi, ho frenato un po' in ritardo, perdonatemi, ma a quanto pare non posso essere completamente eccellente all'interno di tutte le curve. Affrontiamo ora nuovamente il rettilineo che ci porterà all'entrata del quinto giro, ed ecco che ci troviamo a 459 millesimi di secondo dal nostro Fernando Alonso. Allora, vediamo un po', la gara si sta evolvendo in maniera proprio ideale, ragazzi. Chissà dove è finito il nostro Pastor Maldonado, probabilmente starà ricoprendo le posizioni all'interno delle ultime file, e speriamo che sia così, perché per adesso è stato sempre più in vantaggio rispetto a noi. A quanto pare siamo velocissimi in questa prima curva, guardate quanto
distanziamo il nostro Fernando Alonso, ma a quanto pare quei dannati, i primi tre ragazzi, ovvero Lewis Hamilton, Mark Webber e Vettel, sono riusciti a guadagnare le prime tre posizioni, se ne sono davvero proprio andati, non li vediamo più. Una vera e propria gara magnifica per loro, wow. Intanto la 10ª posizione è il nostro obiettivo principale, però io direi ragazzi di ottenere sempre un po' più di vantaggio, perché abbiamo guadagnato un punto nelle ultime 2 gare e ho capito che guidiamo la Williams, però un po' di dignità la dobbiamo fare valere al nostro caro Frank Williams. Diamo un'occhiatina alle nostre gomme, i nostri pneumatici stanno perdendo un po' di aderenza, infatti potete ben notare che per adesso Alonso ti insegue a 1 secondo di distanza, spingi al massimo, non farti continua raggiungere. sempre l'ingegnere a ripetere la stessa cosa all'interno di questo rettilineo, però potete un po' notare le gomme come si stanno usurando, ovviamente la gomma posteriore destra, infatti in questo circuito ragazzi le gomme posteriori sono le più sollecitate, infatti potete vedere che sto andando un pochino più piano e ovviamente perdo un po' di aderenza soprattutto in alcune curve ed esco fuori pista, perché un po' fuori pista, cioè un po' fuori dal cordolo, non le affronto nella maniera proprio perfetta, proprio perché le gomme sono un po' usurate e quindi ovviamente ecco potete ben notare, siamo usciti un attimo, le gomme posteriori sono molto usurate a causa della barra antirollio anteriore e posteriore che è stata posizionata davvero secondo quelle condizioni che abbiamo prima specificato all'interno dei box, quindi le gomme posteriori sono soggette all'usura. Siamo pronti per il pit stop, adesso metteremo le nostre gomme dure anche in previsione di un notevole temporale che arriverà, io dico, a fine gara ragazzi. Vediamo un po', il nostro ingegnere dice che sono tutti pronti all'interno della sezione dei box, guardate intanto quanto terreno che recuperiamo sul nostro Fernando Alonso. Adesso come al solito ragazzi, come dico sempre, la gara è nelle mani dei nostri meccanici, perché adesso abbiamo guadagnato la nostra posizione con un'ottima partenza, abbiamo recuperato 1,5 secondi circa sul nostro caro Fernando Alonso. Adesso i meccanici non devono far perdere nulla alla nostra autovettura e mandarla nuovamente in gara con la stessa potenza che sta avendo adesso, che a quanto pare lasciando perdere qualche vista scusate ragazzi, non ricordavo dove fosse l'entrata dei box, a quanto pare abbiamo guadagnato anzi abbiamo perso notevoli posizioni, ed ecco i meccanici alla nostra destra, Ferrari, ritroviamo anche dei meccanici Sauber, dei meccanici Lotus ed ecco i meccanici Williams, i cari amici nostri all'uscita. Vediamo un po' quello che riescono a fare, rimuovete queste dannate gomme ed ecco che ci inseriscono nuovamente le gomme blu ovvero le gomme dure molto fresche per indicare appunto il loro grado di temperatura. 10ª posizione per il nostro caro Van Helgen, vediamo che riusciamo adesso a combinare, ecco nuovamente all'uscita dei box abbiamo guadagnato la 10ª posizione, molto ma molto bene, adesso si dovranno fermare tutti, quindi adesso aspettate un secondo, modificheremo il nostro carburante nel momento in cui pizzicheremo un bel rettilineo. Attenzione, ragazzi stavo perdendo aderenza, avete appena potuto vedere che le nostre gomme anteriori, anzi le nostre gomme posteriori avevano perso un po' di aderenza, probabilmente per la loro integrità strutturale, probabilmente abbiamo detto che sono, anzi sicuramente sono completamente fredde, non sono a temperatura, quindi prima di effettuare delle azioni aggressive dobbiamo farle riscaldare, ma soprattutto dobbiamo recuperare lo svantaggio che abbiamo perso all'entrata dei box per cercare quindi di guadagnare la nostra 4ª posizione che ci eravamo appunto accaparrati. Allora vediamo un po' quello che riusciamo a fare, attenzione, avete visto ragazzi le gomme hanno un po' effettuato uno all'interno dei box, che cosa ritroviamo? Il serpentone si ritrova direttamente ai box, anche il nostro Maldonado, attiviamo il nostro Kers, vediamo di superarli. Eccoci, attenzione a non perdere molta aderenza, abbiamo superato il nostro Fernando Alonso ragazzi, mamma mia, Michael Schumacher davanti a noi, anzi Nico Rosberg, 4ª posizione, dannato, è riuscito a prendercela. Attenzione, attenzione a non farlo, a non effettuare penalità. Sta cercando di raggiungerci, vediamo di affrontarlo direttamente con il nostro Kers, la nostra energia cinetica è riuscita a darci molta potenza, ed ecco che Van Helgen prende la scia, ma a quanto pare in frenata, attenzione, lo stavo mandando fuori pista, scusami caro amico mio Rosberg, meno male ragazzi che non è finito fuori pista, perdonatemi, non volevo speronarlo, però a quanto pare le probabilità di sorpasso sono molto poche in questi attimi di frenata e non potevo fare a meno di toccarlo. Mamma mia ragazzi, ci sta per superare il nostro Fernando Alonso che lo ritroviamo di dietro, attenzione il ferrarista cerca di superare Van Helgen ma a quanto pare riesce a chiudere molto bene. Eccoci nuovamente all'entrata dell'ultimo settore, vediamo quello che riusciamo a fare, le gomme adesso sono ovviamente dure e sono in temperatura, il nostro Nico Rosberg è riuscito a guadagnare un po' di noi, perché io quando devo effettuare questi sorpassi un po' aggressivi mi divento un po' eccitato, quindi ragazzi potete ben capire perché cerco di superarlo immediatamente. Vediamo il nostro DRS può essere attivato, diamo un'occhiata.
forza, non ci troviamo a un secondo dal nostro... Vediamo, DRS attivato, ecco che Van Helgen attiva immediatamente, prende la scia, Nico Rosberg davanti a noi, eccoci qua direttamente, siamo riusciti a superarlo tramite l'utilizzo del nostro DRS, ovvero dell'ala mobile. Date un'occhiata ai freni come sono completamente surriscaldati, quarta posizione guadagnata per il nostro Van Helgen, ottimo lavoro amico mio. Vediamo un po', non ci voleva, sempre questa maledetta curva anche in qualifica mi ha portato fuori pista. Allora continua Nico Rosberg ad assaporare i nostri tubi di scarico, vediamo se riesce a superarci, vediamo di affrontare nuovamente questo dannato curvone che odio ragazzi, mamma mia. Attenzione, ecco sta uscendo fuori pista, perché in questa curva ragazzi è fondamentale dosare l'acceleratore, non bisogna avere una forza molto elevata nel momento in cui si entra, perché bisogna dosarlo l'acceleratore e frenare addirittura nel momento in tempo iniziale 1:41.082. Vediamo un po' il nostro Rosberg dietro di noi, adesso potrà attivare il DRS, eccolo qui, l'ala mobile posteriore viene attivata, cerchiamolo di indurre il nostro caro amico all'esterno, ma a quanto pare non riesce a superare. Mamma mia, la nostra cara Williams quest'oggi si sta comportando in maniera esemplare. Nono giro su 14 ragazzi, nono giro su 14. C'è stato un incidente, guardate un po' nella mappa, ho visto dei tamponamenti delle vetture che si sono appunto accavallate nella parte retrostante del nostro serpentone. Van Helgen ancora continua a recuperare numerosi secondi sulla sua prestazione iniziale. Affrontiamo nuovamente il serpentone della morte, eccolo qui, affrontiamolo, saliamo al di sopra delle sue scaglie della pelle ragazzi. A quanto pare guardate questa curva molto impegnativa, l'avrò ripetuto 3 volte, però mi serve come incoraggiamento per affrontarla nella maniera proprio ideale. Scusate ragazzi se i gameplay di Formula 1 2012, che a me piacciono tantissimo, non vengono spesso come Max Payne, come... addirittura Van Helgen riesce a completare il miglior giro nel primo settore, migliorando ovviamente di 376 millesimi di secondo la sua prestazione. Ovviamente, come potete ben notare, abbiamo recuperato notevoli punti sul nostro Felipe Massa, che adesso con un'abile mossa è riuscito a superare Nico Rosberg. Mamma mia, Nico Rosberg in Cina ragazzi, me lo ricordo che è arrivato primo in questo campionato, primo Nico Rosberg, però a quanto pare in questo Gran Premio non si sta ripetendo. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore 369 millesimi di secondo guadagnati, 14esimo giro ragazzi, ultimo giro della nostra gara. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Guardate un po' intanto il fattore meteorologico come è cambiato, potete vedere che il cielo sta incominciando a schiarirsi, a quanto pare le nostre previsioni erano sbagliate. Vedete un po' ragazzi come cambia anche questo fattore del tempo, vedete un po' il cielo come un pochino più sereno a nord-ovest. È davvero un lavoro molto fatto bene dai ragazzi di Codemaster, davvero questo fattore del meteo è una cosa che ammiro, perché mi ritrovavo addirittura nei gameplay precedenti in qualifica e vedevo pian piano che pioveva, ma poi più avanti il tempo migliorava, e questo è molto importante per rendere realistico il gioco e lavorare molto sulla strategia pneumatici, anche se adesso non è che c'è stata molto importante, non è stata molto, come possiamo dire ragazzi, non è stata molto fondamentale, perché non abbiamo beccato un pioggia grazie al cielo all'interno dei Gran Premi. Comunque potete ben vedere Felipe Massa, noi continuiamo a parlare, abbiamo sbagliato anche qualche curva ed ecco che abbiamo perso ben 500 centesimi di secondo, millesimi di secondo, e a quanto pare tenterà di superarci all'interno dell'ultimo rettilineo. Mark Webber intanto riesce a guadagnare la prima posizione, la Red Bull ragazzi riesce quindi a guadagnare la prima posizione, notevoli punti quindi per il campionato costruttore. Noi quarta posizione, vediamo quello che riusciamo a fare, ultimo rettilineo finale. Intanto Lewis Hamilton, il caro attenzione ragazzi, mi dispiace non posso descrivere il nostro Hamilton perché siamo all'interno dell'ultimo giro, lo sapevo io, ultimo giro ragazzi, siamo usciti fuori pista, dannazione. Felipe Massa cerca di stare molto attento per accaparrarsi direttamente la nostra posizione, ma a quanto pare la Williams riesce a guadagnare finalmente qualche punto in classifica decente davanti al suo Maldonado. Partiti dalla 12ª posizione, invochiamo direttamente un bel pugno al cielo e guadagnando quindi notevoli punti. Maldonado settima posizione, abbiamo guadagnato notevoli posizioni utili per il nostro campionato piloti e per il nostro campionato costruttori. Il nostro ingegnere ha qualcosa da dire? No. 12 punti ragazzi, ne abbiamo guadagnato uno, ma a quanto pare questo Gran Premio della Cina è stato più importante di tutti gli altri che abbiamo appena adesso giocato, perché è stato di fondamentale importanza, soprattutto gli obiettivi RS ci hanno fornito notevole resistenza ai pneumatici, ma soprattutto notevole aderenza e soprattutto un'importante potenza al nostro motore. Quindi 12 punti in più per la nostra casa inglese, sommati ai 6 del nostro caro Pastor Maldonado, fanno 18 punti per la casa inglese.
ottimo lavoro da parte dei piloti, eravamo quindicesimi e con questo grande passo in avanti siamo riusciti a superare addirittura Jenson Button, che ci stava dando qualche problema, ma ovviamente siamo riusciti a superare il nostro caro Pastor Maldonado, che è al 12° posto, mentre il primo troviamo Lewis Hamilton. Proseguiamo ancora, ragazzi, adesso ci faremo una bella scorpacciata di informazioni, i nostri pelatoni di turno che hanno completato la nostra autovettura al meglio in questo caro circuito. Adesso si prende un bel aereo, ragazzi, per il Bahrain. Vediamo Pastor Maldonado. Nel Gran Premio di questo fine settimana a Shanghai abbiamo potuto assistere a numerose sfide fra compagni di squadra. La più interessante è stata quella fra i piloti Williams, che ha visto Edward Van Helgen prevalere su Pastor Maldonado. Siamo certi che Pastor vorrà restituire il favore alla prossima gara. Guardate che sguardo un po' arrabbiato, ovviamente gli abbiamo soffiato il titolo all'interno della nostra scuderia. Speriamo le email per il prossimo Gran Premio, queste le leggeremo all'interno del prossimo gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, e spero ovviamente che il prossimo arriverà in meno tempo nei confronti di questo gameplay che è arrivato davvero molto tardi. Comunque, ragazzi, lasciate un bel commento ovviamente per quanto riguarda la mia prestazione in guida. So che non sono stato eccellente nel commento perché ovviamente la tensione era alta, però a quanto pare quarto posto, 13 punti su 10, ci siamo fatti valere. Lasciate un bel commento, ragazzi, o magari un bel voto per farmi sapere il vostro pensiero, e quindi da qui vi saluto dalla nostra casa Williams e ovviamente dal nostro caro Edward Van Helgen. Ciao a tutti!